entrare nelle graduatorie, o meglio, entravano nelle graduatorie, ma sempre dopo altre persone che provenivano da altre zone. Chissà perché, chi proveniva dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, cioè, ci superava sempre. Perché? Perché giù hanno proprio l'abitudine di fare del voto della laurea, come anche i voti delle superiori, un sistema di assistenza sociale. E me lo dicevano quando io sono stata a Trapani come commissaria d'esami, cioè, gli insegnanti mi venivano a dire: mi raccomando, a questo ragazzo qua cerca di dare un voto più alto, perché ha già il posto pronto, magari a fare il magistrato ci mandano qua, a fare i lavori vari. Per loro il voto alto dipende, cioè è un sistema di assistenza sociale. Poi magari quando questi insegnanti venivano qua da noi, i voti non erano alti, e me lo dicevano chiaramente, e dicevano: noi siamo più intelligenti di voi veneti, perché noi intanto facciamo studiare tutti i nostri ragazzi, perché non possono andare a fare gli artigiani, i fabbri, i falegnami, il meccanico. I nostri ragazzi, i nostri figli devono fare i magistrati, devono fare il capitano dei carabinieri, devono fare il questore, il prefetto di cui si parlava prima. E infatti io sono diventata, ero della Lega prima ancora che nascesse la Lega. Ci sono stata dentro tanti anni, e ho partito veramente il caldo e il freddo, fuori da soli, sulla piazza con le piantane, con le bandiere, derisa dai nostri concittadini, perché allora essere leghista significava essere un po' pazzoide, o comunque, come adesso dicono dei veneti, del partito dei veneti, che cosa credono di fare, e si diceva la stessa cosa anche allora. Purtroppo noi abbiamo dovuto subire un grandi tradimenti, come sapete bene, e infatti io non me ne sono andata dalla Lega, perché ci credevo profondamente anche quando ero a Roma, e sono stata cacciata dalla Lega, perché le mie idee sono ancora oggi, sono ancora oggi quelle appunto di quel tempo, cioè i valori, che adesso i valori della famiglia, i valori della scuola, arriverò alla scuola, i valori appunto della società, anche la sussidiarietà, certo, ma senza dimenticare che abbiamo anche i nostri figli, i nostri operai, i nostri datori di lavoro. Quando ero a Roma, quasi ogni settimana, soprattutto negli ultimi tempi, mi dovevo alzare per chiedere la parola, per comunicare ad un Parlamento che chissà perché si vuotava, per comunicare che c'era stato un suicidio. I suicidi sono stati ricordati anche prima, ma nel silenzio anche dei leghisti. Nessuno si interessava di questo, perché chiaramente non erano veneti, ma non si interessavano neanche quelli degli altri partiti. Se ne andavano, ormai era finita la seduta, se ne andavano via. Questo per dire che essere oggi nel partito dei veneti non è altro che la prosecuzione di quel lavoro, di quegli ideali che io, ma come tanti anche i nostri amici, hanno avuto da quasi 30 anni. E pensare che dire anche in piazza, guardate che l'unione fa la forza. Anche questa mattina eravamo in piazza a distribuire volantini e a dire alla gente: vedete che qua sotto ci sono tutti i simboli dei partiti venetisti. Ormai si è capito che non si può più pensare soltanto al proprio individualismo, qualcuno l'ha già detto, bisogna fare l'unione, è solo l'unione che fa la forza. Senza l'unione non si va da nessuna parte. Ma si fa fatica a far passare questo discorso, perché gli stessi veneti, qualcuno ha detto appunto che o dormono, sono pigri, o stanno all'ombra, fanno fatica. E beh, dove vuoi andare? Questo è il discorso. E certo però che se nessuno si muove, non si può andare da nessuna parte. E sono convinta che la prima grande rivoluzione debba venire proprio dalla scuola, perché ancora oggi assistiamo, qualcuno l'ha già ricordato, che nei libri di storia, io lo posso dimostrare e garantire perché sono stata insegnante di lettere, insegnante e storia, e qui posso dire che nei libri di storia 3 righe per parlare della Serenissima come
grande proposta, ci sarà, cercheremo di realizzarla, la istituzione della sovrintendenza unica regionale dei beni artistici, perché non possiamo affidarli ai romani, che poi abbiamo visto che trattano Roma come una cloaca massima, visto che l'avevano fatta. Quindi voglio dire, noi dobbiamo pensare veramente all'arte, alla cultura, come dicevo prima. E altra cosa che avevo fatto a Roma era, oltre al riconoscimento della lingua, la costituzione di graduatorie regionali degli insegnanti. Perché qualcuno ha ricordato che appunto questi insegnanti forse arrivano a marzo, aprile, quando la scuola è già finita, e poi magari chiedono di tornare a Palermo o dove sia. Allora, le graduatorie regionali sono stata attaccata da tutti e non è certo passata. Ma nella graduatoria regionale, se si fa il partito dei Veneti, e se il partito dei Veneti si fa garante di questo, bisognerà fare la graduatoria regionale. E allora mi dicevo, tu discrimini, perché non può venire anche un insegnante della Calabria? No, può venire, però deve dimostrare attraverso anche degli esami che conosce la storia veneta, che conosce la cultura veneta, che conosce e che sa capire se qualche studente, qualche bambino delle elementari parla magari in lingua veneta. La Bassa Padovana da Zaia è stata destinata a terra, a pattumiera del Veneto. Ha portato, vi parlo proprio della mia zona, perché io abito là. Noi abbiamo la Sesa, tutti conoscete, avete anche sentito lo scandalo che è appena avvenuto da poco tempo, che erano stati offerti 300.000 euro perché i giornalisti stessero zitti. Voi sapete che nella zona di Est si muore ancora oggi di SLA, di sclerosi multipla, di tumori, poi ormai non si è neanche più capaci di reggere il conto. Ma non contenti di questo, a Sant'Urbano, che sarà distante 15 km da Este, a Sant'Urbano, proprio a metà di ottobre, il signorino Zaia, che cosa ha fatto? Ha portato non so quante migliaia di tonnellate in più di rifiuti, tutti i rifiuti che dell'Uno e che Verona non riescono a smaltire, li hanno portati ancora alla discarica tattica di Sant'Urbano, e è stato previsto un milione di cubi in più di allargamento della discarica, senza dimenticarci del FAS. Analogamente il FAS, noi abbiamo 200.000 persone in tutta la nostra zona che sono contaminate dai FAS, e noi abbiamo la gente di bambini, donne che muoiono per queste malattie. Mi fermo perché